2.700.000 chilometri macinati in 7 anni, una media di 10.000 persone fragili trasportate e accompagnate ogni anno all'ospedale o dal medico di base, dalle terre alte al basso feltrino, senza soluzione di continuità. Questo è Stacco, il servizio che il Comitato d'Intesa offre in provincia di Belluno grazie al prezioso aiuto di 23 associazioni, di mezzi di trasporto e una rete di volontari senza pari. Un servizio che ha fatto scuola in Veneto, che purtroppo oggi è la cartina di tornasole di un territorio che senza una visione coordinata del futuro prossimo rischia di scomparire causa spopolamento. Sentiamo proprio la necessità in questo momento storico di fare un appello a tutti coloro che possono fare qualcosa, in particolar modo alla pubblica amministrazione, affinché si mettano insieme, ci siano dei tavoli di concertazione, ma ci siano anche degli interventi efficaci sul territorio. Il report presentato oggi e che anticipa l'incontro celebrativo e di confronto in programma sabato prossimo in Piazza Duomo a Belluno fa emergere situazioni di fragilità sommersa e diffusa, specie nei comuni più a nord della provincia, di cui sono testimoni impotenti i volontari impegnati nel servizio, sovente costretti ad assumere il ruolo di assistenti guida di anziani che non hanno riferimenti familiari. C'è una rete familiare molto più fragile, c'è un sistema di volontariato che non si sente pronto e con difficoltà assume nuove responsabilità, e c'è un sistema di servizi che pur esistendo e pur essendo organizzati però fanno fatica loro stessi a essere presenti come forse vorrebbero. Non servono maggiori fondi per il servizio, servono azioni politiche chiare sul futuro di questa provincia, spiega il Comitato d'Intesa, che dal suo osservatorio guarda al rischio non così distante di negare ai residenti della montagna la perdita del godimento dei diritti. Quello alla salute lo è. Siamo veramente in difficoltà a poter garantire un trasporto sociale per l'intera popolazione bellunese da qua a 5 anni.